Migranti sul protocollo firmato da ANCI e Regione, interviene il presidente del Veneto Zaia sull'accordo, dette troppe falsità, attacca se l'emergenza viene lasciata alle prefetture, ci ritroviamo con le tendopoli. Immigrazione in casa Lega, clima incandescente, getta benzina sul fuoco l'europarlamentare D'Arè che si rivolge a Zaia e Conte, se vogliono l'accoglienza diffusa si portino i migranti nei loro uffici. Dal patriarca al prefetto il cordoglio per la morte del 28enne Riccardo Nardin, la notte del Redentore, il giovane di Cavallino Treporti sarebbe annegato dopo aver perso i sensi. Un altro lutto colpisce la comunità di Favaro Veneto, dolore per la morte di Andrea Basso, il 55enne che ha perso la vita mentre faceva jogging in montagna. Scade la revisione, stoppata la funivia del Faloria a Cortina, una tegola in piena stagione per la società che tra capo e collo sta cercando di riparare ad un errore di valutazione, ma ci vorranno almeno 2 settimane. Via del Mare dalla 4 a Jesolo, per la regione aggiudicazione vicina, l'opera da 18 km sarà realizzata in 18 mesi, intanto inaugurata la rotonda di Vallio. Iniziata la terza ondata di calore di quest'estate, temperature fino a 40 gradi attese nelle zone centrali del Veneto, nella morsa dell'AFA, l'aeroporto di Tessera, bimbo di 8 anni si sente male. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli delle principali notizie di oggi, ma cominciamo subito con il nostro sondaggio che è dedicato quest'oggi al tema dell'accoglienza dei migranti. Accoglienza diffusa per i migranti è la strada giusta? Vi chiediamo quindi di rispondere a questa domanda con uno squillo gratuito ai numeri che vedete in sovraimpressione. Come sempre il risultato sarà reso noto questa sera nel corso di Ring in onda a partire dalle 21:15. E di migranti parliamo in apertura perché oggi c'è stata la prima uscita pubblica del presidente Zaia dopo le polemiche nate sul protocollo dell'accoglienza firmato da Regione e ANCI. Sentiamo. Il protocollo non è per imporre qualcosa a qualcuno, ma dice semplicemente: noi vogliamo scongiurare le tendopoli, vogliamo scongiurare le nuove Cona. Lo scopo in soldoni è quello di scongiurare un ritorno agli hub. Il presidente Luca Zaia, alla sua prima uscita pubblica dopo le polemiche legate all'accoglienza dei migranti, torna a difendere il protocollo sull'accoglienza diffusa. Un accordo firmato, non ancora reso pubblico, ma che rappresenta per le regioni l'unica possibilità a fronte dell'emergenza di avere un peso e di farlo avere ai comuni. Visto considerato che noi siamo fuori da questa partita, abbiamo chiesto che ci sia una cabina di regia nella quale, è scritto nel protocollo, si convolga la Regione e l'ANCI, perché altrimenti i sindaci non toccano palla su questa storia. Il protocollo è andato al Ministero degli Interni, è stato approvato, quindi non è vero che è una roba inventata in casa. E con il ministro Piantedosi ho parlato più volte. Stato di emergenza sull'immigrazione dichiarato il 16 di aprile con tanto di introduzione di commissario. Ho sentito il segretario Stefani più volte, dice Zaia, non c'è tensione. Non difende il presidente l'accoglienza diffusa, ma soffoca le polemiche anche interne alla Lega nate con la chiusura di questo protocollo. L'accoglienza diffusa è un falso problema. Io penso che ai sindaci non debba essere imposto nulla. Mai nessuno ha imposto nulla. Quando vedrete il documento fatto con la prefettura, non è un documento che dice a te 5, a te, dice evitate, cari prefetti, gli mega sembramenti, le serena della situazione. Sentire tante cretinate che ho sentito sul documento, decisamente no, almeno qualcuno abbia quantomeno la pazienza di leggerlo. Nelle stesse ore Mario Conte tornava a parlare di protocollo. Un accordo che nulla toglie al lavoro, ricorda il presidente di ANCI Veneto, che il governo con la Lega sta facendo per tentare di fermare gli sbarchi. Noi non vogliamo che le nostre comunità paghino un prezzo troppo salato di questo fenomeno migratorio, però cerchiamo anche di mettere sul tavolo delle soluzioni alternative proprio per non mettere la testa sulla sabbia o per non voltare le spalle a quelle persone che comunque stanno manifestando un bisogno. Ma in casa Lega il clima continua ad essere incandescente, getta benzina sul fuoco l'europarlamentare Gian Antonio D'Arè. Sentiamo. L'idea di Luca Zaia è un'idea, non è l'idea della Lega, perché la Lega a Roma non ha cambiato assolutamente la posizione, che è quella di prima, è quella di adesso e anche quella di domani. Se poi Zaia ha cambiato idea, se li porti a Palazzo Balbi.
Non usa mezzi termini, l'europarlamentare del Carroccio Gian Antonio D'Arei si scaglia contro chiunque parli di accoglienza diffusa dei migranti, si tratti anche del presidente leghista della regione Veneto. Il modello è il respingimento. Non possiamo accettare l'Africa. E se la prende D'Arei anche con il governo e la Premier. La Meloni aveva detto a suo tempo useremo la marina militare, infatti la sta usando per andarli a prendere. Stessa linea anche nei confronti di Mario Conte, che da presidente di ANCI Veneto ha sottoscritto l'idea di Zaia. Lui è il sindaco di Treviso, se vuole si li accoglie lui. Giustamente da sindaco può decidere l'assessore al sociale e li accoglie. Ma ci sono altri sindaci che non sono dell'idea di Mario Conte. Attenzione che è un amico della Lega, ma su questa idea ci sono idee diverse. Gongola l'opposizione, benvenuti nella realtà, dice la capogruppo del PD in regione Vanessa Camani. C'è uno scontro politico molto forte tra uno dei più importanti partiti di governo e il presidente della regione, che fino a ieri sembrava essere, come dire, la punta di diamante di questa movimento politico. Sentire D'Arei che dice chiaramente l'idea di Luca Zaia non è l'idea della Lega è per la prima volta un'affermazione che sostanzialmente sconfessa le posizioni politiche di Luca Zaia e lo mette in minoranza, devo anche dire, dentro il suo partito, e questo è un fatto politico molto rilevante e che ovviamente espone poi la nostra regione al rischio di un caos nella gestione migranti. Alza le mani l'assessore regionale allo sviluppo economico Marcato. Io prendo solo atto che l'ordinanza 984 che detta le regole di questo modello di accoglienza è della Presidenza del Consiglio e quindi è di questo governo. Punto. È il modello di uno e il modello dell'altro. È un'ordinanza del governo italiano che mi risulta essere sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega. Punto. Ed intanto oggi a Vicenza si cercano strutture per l'accoglienza. I primi 5 sindaci sono stati convocati in prefettura. Emergenza profughi, la chiamata a rispondere. Convocati dal prefetto i primi 5 sindaci del Vicentino dopo le polemiche della scorsa settimana sulla gestione dei profughi, quando alcuni di loro si erano visti recapitare migranti sotto i rispettivi comuni. Il primo di una serie di vertici, alla base la richiesta di prendere visione e collaborare alla rete CAS in linea con il principio di accoglienza diffusa per piccoli gruppi ed esplicitare gli spazi a disposizione dei territori per far fronte ai nuovi arrivi. Tra loro anche i sindaci di Altavilla e Sovizzo, che avanzano l'ipotesi di mettere a disposizione alcuni stabili confiscati alla mafia. Sia noi come Sovizzo che Altavilla abbiamo avuto un'assegnazione di beni confiscati alla mafia e ce li hanno assegnati, l'iter si è concluso aprile di quest'anno, per cui ci ha chiesto se possiamo mettere a disposizione dei locali dove ospitare questi profughi. Ognuno ha rappresentato le difficoltà di questo momento della prefettura da parte loro, perché hanno preavvisi minimi e quindi devono rispondere ad emergenze nell'immediatezza. E noi ovviamente anche noi che siamo chiamati a rispondere. E abbiamo reso noto al prefetto 2 problematiche, una quella della stagione turistica che è in pieno boom in tutto l'altopiano e il secondo proprio relativo che siamo un territorio dislocato, quindi anche la difficoltà di raggiungimento magari di qualche stabile. Tra le difficoltà emerse quella del post accoglienza, aspetti operativi su come gestire la persona, integrarla nell'ambiente e valorizzarla. Tra loro i sindaci dell'Alto Vicentino che fanno rete per gestire il problema in termini sovracomunali. L'Alto Vicentino si è sentito anche in questo caso di organizzarsi, ma organizzarsi, ripeto, non con la logica di ognuno fa per sé, mors tua vita mea, ma cercare di lavorare in maniera sovracomunale. Ma i primi cittadini hanno anche chiesto strumenti più agevoli e che il sistema sia rivisto alla base per evitare di agire in un'emergenza che è ormai consolidata. Mi spaventa il fatto che è un problema che tutti sappiamo che c'è, ne arrivano 20 in media al giorno per la provincia di Vicenza e a fronte di questo però a livello politico generale non c'è un piano, cioè, lavoriamo nell'emergenza sapendo che in realtà questa emergenza la conosciamo da
quanti anni. All'incontro erano presenti anche i rappresentanti della Caritas e della Croce Rossa. La tragedia del Redentore ora con la morte del 28enne di Cavallino Treporti. In attesa dell'esito delle indagini sulle cause, il cordoglio delle due comunità con Venezia e l'abbraccio alla famiglia del patriarca. Purtroppo, come abbiamo saputo, la notte di festa di ieri si è conclusa con un tragico evento a causa di un incidente. Portiamo nella nostra preghiera il giovane che è deceduto, la sua famiglia, i suoi amici. Così Monsignor Moraglia, patriarca di Venezia, ha voluto ricordare Riccardo Nardin, il ragazzo di appena 28 anni del Cavallino, morto a Venezia proprio dopo i festeggiamenti del Redentore, dopo essere finito contro la Bricola 15 con il suo barchino tra San Giorgio e San Servolo. Un impatto tremendo che ha sbalzato in acqua il 28enne e probabilmente, dopo aver sbattuto la testa, ha perso i sensi, morendo annegato. Toccanti le parole del prefetto per la famiglia di Riccardo. Il Redentore è anche questo, è pacificazione nel senso di pensare anche a questi eventi che purtroppo sono accaduti. Una tragedia immane questa che ha colpito due comunità ora in lutto. Un grande dispiacere per una vicenda veramente tristissima. Il nostro cordoglio alla famiglia e una preghiera per questo nostro ragazzo, a Riccardo, quindi il nostro pensiero. Un cordoglio unanime cui si stringe anche il sindaco Brugnaro per il tramite del suo delegato per la valorizzazione della gondola. Lo conoscevo di nome, so che ha sempre lavorato, ha sempre studiato sull'acqua, quindi è uno che sapeva il fatto suo. Un minuto di raccoglimento prima di ogni regata domenica a Venezia, dedicato proprio al povero Riccardo, appassionato da sempre di navigazione, al punto di averne fatto anche il suo mestiere. Con un minuto di silenzio e con un alzaremi. Alzaremi! Affidate alla Polizia Locale di Venezia, al reparto natanti e vigili del fuoco le indagini dell'incidente per capire con accertamenti, rilievi e misurazioni cosa abbia causato la tragica morte di Riccardo. Ed un altro lutto che coinvolge la comunità di Favaro Veneto, si tratta di Andrea Basso, 55enne, che ha perso la vita mentre faceva jogging in montagna. Dopo la tragedia di Santo Stefano di Cadore, in cui sono stati uccisi il piccolo Mattia, il Papa Marco e la nonna Maria Grazia, dopo l'incidente in Val Schievenin costato la vita a Stefano Cattelan e ancora l'insegnante Vianello morta in montagna, ieri nel tardo pomeriggio è arrivata un'altra brutta notizia per la comunità di Favaro Veneto. La morte di Andrea Basso, 55 anni, colpito da infarto mentre correva lungo la strada che porta all'ultimo parcheggio prima dell'ossario di Donezza del Cimone, in provincia di Vicenza. Un appassionato di jogging, molto allenato, raccontano. Era un mio amico, si faceva ben volere da tutti, spesso lo trovavo che andava a correre qui a Favaro Veneto in via Cacolombara, dove vado anche io a correre, un ragazzo in forma, un uomo in forma. Ieri a prendere questa notizia ci ha sconvolto tutti di nuovo, perché è l'ennesimo lutto di una persona che conosciamo e che è conosciuta e ben voluta qui a Favaro Veneto. Sembra che proprio sia un periodo per noi, per la nostra comunità, e vorrei esprimere anche attraverso la televisione le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Andrea Basso, in particolare alla moglie Loredana, che anche lei è una persona cara, una mia amica come lo era Andrea, e al figlio e a tutti i familiari. Basso, informatico presso la team di via Torino a Mestre, abitava con la moglie Loredana e il figlio di 14 anni in via Gobbi. La sua famiglia è originaria di Cassolaro, dove i cugini gestiscono un'azienda agricola. Costernato per l'ennesima morte che coinvolge la comunità di Favaro, anche l'assessore comunale Boraso pensa di chiedere ai parroci una benedizione, posizione condivisa da Bellato. Speriamo che dai parroci ci venga una parola di conforto, una parola di speranza che ci possa far vedere con una certa positività verso il futuro e che ci possa comunque dare un po' di fiducia per andare avanti, altrimenti comincia a essere un po' difficile, insomma. Proseguono le indagini dei carabinieri per individuare i 3 ragazzi che sabato in un parco a Monselice hanno accoltellato un 15enne. Il minorenne resta ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova.
Sarebbero già stati identificati tra i ragazzi che sabato nel tardo pomeriggio al Parco della Rocca di Monselice hanno accoltellato un 15enne di Ospedaletto Euganeo e avrebbero ferito al volto anche l'amico che era con lui. Si tratta di 3 ragazzi di origine nordafricane. Intanto il minorenne ferito dai 6 fendenti al torace e alle gambe è ancora ricoverato a Padova. Non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Parco di Monselice. Gli aggressori dovrebbero essere tutti minorenni, così come i 2 ragazzi aggrediti. Ancora sconosciuti i motivi che hanno portato alla rissa violenta esplosa intorno alle 17:30 di sabato pomeriggio vicino al bar della Casetta in uso all'Auser e quindi sotto gli occhi di molti testimoni. Si parla di una spedizione punitiva per un regolamento di conti forse dovuto ad alcune cessioni di hashish, ma i genitori del ragazzo ferito dalle coltellate escludono che il figlio possa far uso di stupefacenti e parlano di altri bersagli o di una lite per altri motivi, come hanno detto al sindaco di Ospedaletto Euganeo. Il figlio, quello che appunto si è trovato in questa situazione, mi ha detto non fuma, non beve, non ci sono mai stati motivi per cui mi dovessi preoccupare e ha detto non so come mai si è trovato in questa situazione che non avrei mai immaginato perché non c'erano motivi particolari. Ecco, questo è il quanto. Dopodiché cosa posso dire? Posso dire che da un punto di vista generale, purtroppo i figli di quell'età lì che chiamiamo l'adolescenza o comunque dai 12 anni fino alla maggiore età è un periodo molto critico e vivono in una società che secondo me è pericolosa e che quindi le compagnie, le amicizie, un po' tutto si fanno trascinare in contesti molto più pericolosi di quello che credono senza avere, diciamo, un'esperienza a monte di capire dove sta il pericolo. Nel Bellunese ora scade la revisione stoppata alla funivia del Faloria a Cortina d'Ampezzo. Sì, abbiamo fatto noi un errore di valutazione, che eravamo convinti che la scadenza fosse nell'anno solare, invece c'era quella data lì. È scattata la pratica amministrativa straordinaria alla Faloria Cristallo per porre rimedio, si spera nel più breve tempo possibile, all'errore di valutazione che ha portato i tecnici a pensare che la scadenza del 23 giugno imposta per la revisione dello scorrimento delle funi passanti delle cabine della durata di 7 anni potesse essere procrastinata entro l'anno solare. La notifica di stop alla funivia che fece da sfondo alle acrobazie di Sylvester Stallone nel film Cliffhanger è arrivata sabato scorso dall'ex USTIF, oggi ANSFISA, l'organo di controllo del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, e subito la società è corsa ai ripari. Abbiamo un pullman che porta da qui dalla funivia fino a Riogere e un servizio jeep da Riogere al rifugio Faloria che è aperto. Con la revisione degli impianti scaduta è impossibile consentire la prosecuzione dell'attività della funivia per evidenti ragioni di sicurezza. Una tegola inaspettata nel pieno della stagione estiva. Altrimenti i lavori sarebbero stati fatti ad ottobre invece che a maggio. Insomma, e adesso quanto tempo ci vuole? Non lo so, minimo 15 giorni ci vorranno perché stiamo cercando una ditta che ci faccia subito questo lavoro e non è facile. Sullo sfondo l'ombra di possibili sanzioni amministrative per il periodo di carenza dal 23 giugno e per una ventina di giorni circa, durante il quale i collegamenti sono stati eseguiti ugualmente. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con il TG del Veneto. È stata inaugurata questa mattina la nuova rotonda di Vaglio in comune di Roncade lungo la Treviso Mare, l'occasione per parlare della Via del Mare. Per il presidente della Regione Veneto, la rotonda di Vaglio di Roncade sorge in uno dei punti neri della viabilità della Marca. È stata una delle opere per la quale il sindaco Pieranna Zottarelli si è più battuto. Alla fine i soldi sono stati trovati, 4,7 milioni di euro. I lavori eseguiti in tempi record. La rotatoria risolve uno degli snodi più caldi della Treviso Mare.
Qui ci sono stati degli incidenti anche mortali e quello che è il nostro obiettivo è l'incidente zero, feriti zero, morti ovviamente zero. E quindi con questa nuova rotatoria, con gli ampliamenti che ne sono seguiti, con i monitoraggi che andremo a fare fino a che non si ultimino i lavori, in modo da apportare eventuali correttivi, vogliamo garantire la sicurezza di tutti coloro che circolano in strada. Occasione ghiotta la festa di oggi per tornare sulla via del mare, questa volta con tempi e cifre già stabiliti. Di fatto stiamo definendo tutte le procedure burocratiche per l'aggiudicazione definitiva. Ogni volta che ci sarà l'aggiudicazione definitiva, il passo successivo sarà la firma della convenzione. Nel momento in cui avremo la firma della convenzione avremo un concessionario che realizzerà e gestirà la via del mare. Allora a quel punto io ho già detto a tutti i sindaci state tranquilli, perché nel momento in cui ci saranno tutte le condizioni apriremo il tavolo per la discussione. Sono quasi 200 milioni di euro di opera, verrà realizzata in 36 mesi, quindi in 3 anni avremo l'opera realizzata, un pedaggio di 2,40 euro per tutto il tratto per i veicoli leggeri e 4 euro per i pesanti, ma ricordiamoci i comuni residenti, cioè i residenti dei comuni attraversati non pagano nulla. Il progetto definitivo, chiarisce De Berti, sarà da realizzare insieme, nulla sarà calato sulla testa dei primi cittadini. Ad oggi esiste solo un tracciato, 18 km e 600 metri, ai quali, auspica la Regione, dovrà aggiungersi un nuovo progetto per risolvere il nodo tra la rotonda Frova di Jesolo e Cavallino Treporti. Esenzione al pagamento per 2 anni per i comuni di Treviso, Silea, San Biagio di Callalta e Monastier. Ed ora l'ondata di caldo che sta interessando la nostra regione, diversi malori. Questa mattina all'aeroporto di Tessera un bimbo di 8 anni si è sentito male proprio a causa del caldo, un colpo di calore ai varchi di partenza, temperature quindi altissime in tutte le città della nostra regione. Sentiamo. Il passaggio di Caronte, l'anticiclone che dall'Africa si sta estendendo su tutta l'Europa meridionale, entra nel vivo in questi giorni portando temperature record anche sulla nostra regione, in particolare su Padova, dove già lo scorso 10 luglio si era registrata la temperatura record di 36 gradi. Nei prossimi giorni vedremo salire probabilmente ancora la temperatura di poco, perché ormai valori molto elevati sono stati raggiunti già nella giornata di ieri, domenica. Vedremo comunque salire le temperature ancora probabilmente di 1 o 2 gradi fino ai giorni centrali della settimana. Afa e umidità saranno 3 giorni di fuoco per i padovani, con le temperature che raggiungeranno i 40 gradi. Una prima boccata di aria più fresca è attesa per mercoledì, annunciano gli esperti del servizio meteorologico di ARPAV Teolo. È prevista una inversione di tendenza dai giorni centrali della settimana, probabilmente a partire da mercoledì con qualche prima pioggia, poi giovedì un po' più significativa, anche con un abbassamento termico. Non sarà un abbassamento particolarmente significativo, nel senso che perdere 3-4 gradi partendo da 38, 39 gradi, 37, 39 gradi sulla pianura, vederli scendere a 34, 36 gradi non sarà un cambiamento radicale, però sicuramente una boccata d'aria rispetto a quello che al periodo particolarmente caldo di questi primi 3 giorni. Un'estate molto umida rispetto a quella del 2022, caratterizzata dalla siccità. Rimarchevole invece rispetto all'estate scorsa è il fatto che quest'estate patiamo di più il caldo, perché è un caldo decisamente molto più umido, mentre l'anno scorso abbiamo visto che, un po' complice la carenza di precipitazioni, un po' anche perché la circolazione determinata dalle strutture bariche in quota portava aria decisamente più secca rispetto a quest'anno, quindi la differenza risiede anche un po' in questo. Stiamo subendo più afa e meno caldo, usualmente definito caldo torrido, come nel 2022. Vi lascio ora le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al meteo. Italia arroventata dall'anticiclone africano. Siamo nel pieno della fase più acuta di questa intensa ondata torrida. Maggiori speranze per una parziale attenuazione del caldo nell'ultima parte della settimana. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 18 luglio sarà soleggiata, possibile qualche locale e breve rovescio temporalesco in montagna nel corso del pomeriggio.
Temperature che rimangono elevate anche di notte, pregiudicando la tregua notturna, minime tra 21 e 26 gradi, massime tra 32 e 38 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in prevalenza sereno. Sui monti al pomeriggio qualche temporale localmente forte. Temperature minime tra 23 e 24 gradi, massime sui 34-35 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà anche qui soleggiato e particolarmente afoso, con possibili temporali dal tardo pomeriggio sera sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 20-23 gradi, massime sui 36-38 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.